Quindi il lavoro e anche la retribuzione legata alle condizioni familiari. Ecco, vorremmo con la prossima settimana sociale richiamare l'attenzione soprattutto su questa caratteristica della nostra Costituzione. Bene, ringraziamo l'Arcivescovo di Cagliari Enrico Miglio. A te Stefania. Sì, anche noi qui dalla postazione ringraziamo l'Arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, che ci ha regalato una bella disamina non solo religiosa ma anche politica e sociale. Ci ha parlato del grande affetto dei cagliaritani di Cagliari nei confronti di Sant'Efisio, un amore che dura da 357 anni, ed è la testimonianza, Gianfranco, che i sardi scendono in piazza per protesta non solo ma anche per amore. Ma guarda, io credo che popolo così, come dire, remissivo come quello sardo ce ne sono pochi. Credo che sia ora che, insomma, che i sardi sì, remissivi, ma levino fuori la determinazione di voler cambiare veramente il futuro, perché è preoccupante vedere tanti giovani che se ne vanno via, ormai è una sfilza continua di giovani che vanno via dalla Sardegna perché non hanno neanche la speranza. Qui bisogna veramente che Sant'Efisio, se è occasione per fare queste riflessioni come ha fatto l'Arcivescovo, e bisogna che la riflessione la facciamo un po' tutti, ci diamo una mossa, ognuno dia quello che può dare, ma troviamo ragioni per sperare con concretezza, perché sperare da solo non va bene, bisogna sperare con qualche prospettiva.